Buonasera a tutti, bentornati in diretta. Manca circa un'ora e mezza, un po' meno, alla palla 2 di gara 3 della semifinale scudetto tra la Dinamo Sassari e l'Olimpia Milano. Prima gara in Sardegna, noi ci auguriamo che sia la prima di due, almeno, gare per allungare la serie. L'abbiamo scritto anche nel nostro carosello qua sotto. Gara 2 che insomma ha detto tanto per la Dinamo di Piero Bucchi. È arrivata un'altra sconfitta, però lo chiedo subito al nostro Nando Mura, che insomma come sempre con noi. Nando, gara 2 Buonasera a tutti, bentrovati. Ha detto qualcosina di interessante per la Dinamo. Sì, ha detto soprattutto che Milano, No, ha detto che Milano è battibile. Cioè Milano, non ti dico che sia un gigante dei piedi d'argilla, però Milano qualche limite ce l'ha, qualche debolezza ce l'ha. Sassari con l'atteggiamento aggressivo le ha messo una grande paura. Alla fine ha vinto anche con un distacco di 10 punti che è addirittura esagerato, perché comunque sia gli assi nella manica, cioè perché Messina può tirare fuori assi dalle maniche in continuazione. Però ecco, ha detto alla Dinamo, ma ha fatto un po' capire anche a noi che così. Infatti io mi immagino che un po' la gioia che stanno vivendo a Bologna, dove dicono, ragazzi, questa Milano è forse più debole di quella dell'anno scorso che avevamo battuto 4-0 in finale. Quindi, siccome io penso che la finale sarà comunque tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, aggiungo un'ultima cosa prima di ripassarti la linea, che comunque facciamo finta che sia una parità di calcio. Milano sta vincendo 2-0, ma se oggi vince Dinamo andiamo 2-1, poco dopo metà serie, quindi come se fossimo 2-1 al 15° del secondo tempo, cioè la partita è completamente riaperta, no? Sul 2-0 sembra chiusa, poi uno fa un gol, e fa un gol quando mancano ancora una partita a Sassari, la prima, e poi l'eventuale bella lì. Quindi io oggi sono molto fiducioso, anche se poi verrò smentito categoricamente dei fatti, però sonoramente. certo l'ambiente del Serra di Migni è molto. Oggi è un avvenimento, oggi forse il più importante avvenimento dell'anno in Sardegna, una semifinale scudetto, una squadra di basket molto seguita in tutta l'isola. Sì, certo, a parte il rally, a parte le Coppe Davis, queste cose internazionali, però per restare alla nostra attività di tutti i giorni, questo è un avvenimento straordinario che Sassari sta vivendo. Immagino adesso il nostro amico da Sassari ci darà la conferma, però con grande passione, e quindi riuscire a fare oggi il gol del 2-1, cioè portare la serie sul 2-1, può spalancare e soprattutto confermare quello che io credo che sia, cioè la Dinamo è riuscita a mettere un sassolino piccolissimo, un granino di sabbia negli ingranaggi di questa armata che non è invincibile, Non è un'armata invincibile, caro Matteo Cardia, in attesa di andare alla Palazzera di Migni, dove vedo già un bellissimo Claudio Inconis pronto a entrare in diretta, baciato dal sole. Beato lui. Matteo, insomma, abbiamo sentito quello che diceva Nando. Mi soffermo su una frase che poi è quella, se non sbaglio, che ho letto sul sito della Dinamo oggi, credo nell'editoriale di Paolo Citrini. Cioè, quando Messina si è girato dai suoi giocatori e ha detto: guardate che questi possono farci 90 punti quando vogliono, che è stata, no, quella frase che dà da una parte la misura della forza di questa squadra, della Dinamo, e dall'altra, insomma, non dico che insomma, l'Olimpia avesse paura, sportivamente parlando, ovviamente, della Dinamo, però, insomma, qualche certezza era stata inclinata. Come ha detto Nando, qualche pietrolina, qualche sassolino nell'ingranaggio perfetto. Insomma, i bianco-blu l'hanno messo in gara 2, Sì, intanto buonasera a tutti. Sicuramente qualche sassolino è stato messo perché appunto anche Milano ha dovuto fare una di quelle prestazioni che magari faceva durante la settimana in Eurolega, non dico dello stesso livello, ma comunque sia ha dovuto tirare fuori un determinato tipo di intensità anche mentale, che insomma non tirava fuori da un pochino di tempo, perché la prima serie contro il Reggio è stata abbastanza facile, mentre gara 2 contro la Dinamo non è stata insomma una passeggiata per gli uomini di Messina, e questo
è un segnale importante soprattutto per la gara è stato un segnale importante soprattutto per la gara di stasera, dove come diceva anche Nando, insomma, arrivare al Palace di Migni, che è notoriamente caldo soprattutto quando si parla di playoff, può essere un qualcosa in più, può essere uno stimolo anche per la Dinamo in più, è qualcosa che invece dall'altra parte insomma, mette un attimo in più, non di paura ma di ansia a livello sportivo, per quanto poi Milano sia abituata a giocare nei palazzetti più caldi d'Europa. Però la Dinamo ha fatto capire soprattutto che sa ritrovarsi in attacco, che sa cercarsi, che sa avere diverse soluzioni, che può correre il campo, che può anche difendere forte, perché il secondo quarto in questo senso, nonostante i tanti errori di Milano, ha anche significato un pochino di più di intensità a livello difensivo, una Dinamo che usciva altissima sui blocchi, Bilan che usciva veramente altissimo, lo stesso faceva Diop, aiutando insomma la difesa a reagire, ad avere rotazioni più pronte, e poi dall'altra insomma a ritrovare anche quest'uomo che stiamo vedendo, che abbiamo visto un attimo fa, perché è stato il professore 40 anni, ricordiamolo, esatto, perché insomma, poi magari qualcuno se lo dimentica. A determinare quella che è stata una reazione, anche un modo di giocare a pallacanestro che è proprio della Dinamo, che è proprio di questa Dinamo, e che è riuscita a cambiare insomma l'inerzia della partita, almeno nei quarti centrali della gara, perché poi la Dinamo sostanzialmente ha perso la gara negli ultimi 2 minuti, non prima, dove è rimasta a galla, anche soffrendo, dimostrando ancora una volta di saper comunque incassare dei colpi, e quindi a livello mentale di esserci una netta reazione rispetto a gara 1, dove nel quarto finale insomma la Dinamo si era disunita, e poi ha perso perché è subentrata la stanchezza, perché qualche tiro di troppo è uscito, però la Dinamo è rimasta, ha giocato fino alla fine, e questo è un segnale importante, ripeto, per stasera. Andiamo subito al Palace di Migni da Claudio Inconis. Caro Claudio, oggi hai sulle spalle una responsabilità non da poco, perché insomma sei il talismano di 131, sei riuscito a portare ai playoff l'Olbia, sei riuscito nella gara di campionato a regalare, a ispirare Robinson per l'ultima azione, quella che diede la vittoria alla squadra di Piero Bucchi. Oggi hai un compito insomma davvero non semplice, cioè quello di portare questa serie a gara 4. Sappi che se la porti a gara 4, credo che dalla Dinamo Sassari insomma ti facciano la poltroncina in mezzo al Palace di Migni per averti anche in gara 4. Battute a parte, raccontaci un po' quello che è l'ambiente lì, anche se chiaramente è un po' presto, l'abbiamo detto, però insomma, che aria si respira? Anzitutto buonasera a tutti, e anzitutto se si riesce nell'impresa io non è che voglia la poltroncina, voglio le chiavi della città, lo dico subito. Lo diciamo a Nanni Campus allora questo immediatamente. Allora, detto ciò, bando alle ciance, si respira l'aria come diceva Nando, del grande evento, del grande avvenimento. Il parcheggio antistante il Palace di Migni è già, non vi dico pieno, ma quasi a 3/4 abbondante. Ancora il palazzetto è silenzioso, i primi giocatori stavano riscaldando, ma fuori dai cancelli c'è già la coda per entrare, quindi c'è tanta attesa, c'è tanto entusiasmo, molti tifosi della Dinamo hanno già, senza essere molto scaramantici, hanno già auspicato la vittoria locale ovviamente, e vedremo, insomma i presupposti ci sono tutti per una bella partita. Dicevate anche voi, la Dinamo in gara 2 ha fatto vedere di poter essere a livello dell'Olimpia. Ovviamente l'Olimpia ha una profondità di roster nettamente superiore, e questo va da sé a lungo termine in una serie di 5 partite, ma anche nell'arco dei 40 minuti al suo peso. Vedremo, speriamo che sia una bella partita anzitutto, e vinca il migliore, insomma. Ecco, tra l'altro, insomma, la parte calcistica di Sassari piange perché la Torres ha appena perso la finale di Coppa Italia di Serie D contro il Follonica Gavorrano. Avremo anche su quello, torneremo anche su quest'altro evento. Chiaramente più avanti, Mauro Casu, Claudio ti dice a questo punto portali direttamente a gara 5. Insomma, ovviamente l'auspicio sarebbe davvero quello, una cosa alla volta. Nando, torniamo ancora un altro po' su gara 2, perché Matteo ha detto prima
anche del ruolo, dell'importanza di David Logan si è risvegliato finalmente il professore, diciamo così, anche in gara 2, insomma, e quando ha iniziato a giocare come sa lui, Milano ha iniziato ad avere veramente paura, perché quelle 2 triple di fila, quei canestri a dir poco scordinati, cioè per una persona normale ovviamente, perché poi lui segue altre leggi della fisica, però insomma davvero la riscossa è partita anche dal risveglio di David Logan, oltre a un Eimantas Benzius che ha cercato di essere lo Stefano Gentile di qualche anno fa, no? Sì, ma la cosa straordinaria di Logan è che un altro al suo posto si sarebbe dato malato, cioè dopo che fa una partita pessima in gara 1, nella seconda la inizi con quella serie di errori, col pubblico che ti fischia, avrebbe potuto uscire dal match, invece dimostrando di essere un fuoriclasse ma di altissimo livello, si è assunto ancora delle responsabilità con dei tiri pazzeschi, e quelle 2 triple che ha messo hanno trasmesso il terrore a tutto il forum che ha rivisto Antichi Fantasmi e ha trasmesso fiducia ai compagni. Ecco, il leader, come mi diceva una volta, mi pare Mattioli, non è il giocatore che ha la fascia qui sul collo, il leader è quello che, come si diceva di Francescoli, che quando entrava nello spogliatoio c'era gente che si alzava in piedi. Ecco, Logan è a quei livelli, cioè è un giocatore ed è straordinario. Io penso che anche stasera sarà così, perché Milano lo teme soprattutto la capacità che ha di avere una leadership in cui si trascina i giocatori. Aggiungo una cosa, un dato statistico che ho scoperto stasera riguardando i miei archivi. Quella di stasera è la 52esima sfida in 12 anni tra campionato, coppe, supercoppa e playoff tra Dinamo e Olimpia. Cioè 52 sfide in 12 anni sono quasi 5 partite all'anno, cioè è una classica in tutti i sensi. Se vi interessa, la Dinamo ne ha vinte 20 e ne ha perse 31, ma cioè siamo sull'ordine del 40%, quindi anche questi dati sono incoraggianti per vedere che la Dinamo, ed è questa la cosa bella, perché oggi sarà comunque una festa, cari amici miei. Oggi, anche se la Dinamo perde di 1728 punti, sarà una festa, perché è una semifinale scudetto, perché hai fatto tremare la Milano, perché è uscita fuori la Dinamo è uscita fuori con questo gran finale che ci ha regalato l'ennesima stagione di successo. Se poi segna questo gol del 2-1, ecco, l'ultima mezz'ora di gioco, come dicevamo prima, ce la possiamo godere. L'ultima mezz'ora ce la possiamo godere. Torno ancora da te, Matteo, perché c'è il tema legato, insomma, un po' anche alle decisioni arbitrali del finale, soprattutto la conferenza stampa, no? Piero Bucchi che risponde molto rapido: ci vediamo a Sassari, quasi una minaccia sportiva, ovviamente, però va detto che effettivamente quelle due chiamate un po' al limite, no? I due falli in attacco, dici? Esatto, nel frattempo hanno riconosciuto Claudio Inconis e quindi gli stanno facendo ogni tipo di angheria. Le pernacchie, esatto. No, Matte, cioè, dicevo, c'è anche questo aspetto. Oggi la serie arriva a Sassari, un palazzetto caldo, molto caldo. Insomma, speriamo che anche dalla parte degli arbitri ci sia, non dico chiaramente favorire, perché non è giusto, però quantomeno, ecco, non favorire neanche troppo la big, che in questo caso è sempre l'Olimpia. No, anche perché insomma l'Olimpia non ne ha assolutamente bisogno. Gli arbitri hanno un po' cercato Ho tentato di mettere in muto il microfono di Claudio, però è troppo bello sentire queste trombette sotto, quindi insomma. Vi porto con me. Esatto, ti lasciamo in audio ancora. Il calore della attivo. piazza. Esatto. Insomma, sicuramente Milano non ha bisogno di favoritismi o qualcosa del genere, ma neanche la Dinamo, a mio avviso. Sicuramente gli arbitri hanno provato a emulare un pochino il metro che si era già tenuto in gara 1, tuttavia alcune scelte sì, non sono state proprio brillantissime. La Dinamo insomma, si è vista fischiare più falli rispetto a quelli subiti, cioè mi pare un distacco di tre falli tra le due parti, ma secondo me, insomma, più che altro a fare imbestialire un pochino Bucchi,
è stato un po' l'atteggiamento su Bilan degli arbitri, perché Bilan sì, ha sbagliato tutti quei tiri liberi nel quarto finale, però prima è stato parecchio bersagliato, si è visto anche andare poco in lunetta. Lì chiaramente subentra anche la stanchezza, il tiro libero è un qualcosa che, come sa bene anche Nando, è qualcosa di diverso, di totalmente diverso, ma a parte questo ci sono stati anche alcuni contatti, come ad esempio su Krujlin in due occasioni, un tiro di Gentile in penetrazione, mentre dall'altra si è un po' fischiato tutto, ma dall'altra parte Messina potrebbe dire il contrario. Insomma, la Dinamo dovrà anche essere capace di andare oltre questo e nutrirsi di quello che è l'affetto e la forza del pubblico del Palasera di Migni, per cercare di ancora adattarsi anche a un metro arbitrale che potrebbe essere, insomma, di quel tipo lì, quindi tanto lasciare andare, perché insomma Milano soprattutto è abituata a determinati metri, a determinate intensità. La Dinamo è stata capace di alzare il proprio ritmo in gara 2 ed era quello l'obiettivo di cui Bucchi aveva già parlato nella conferenza stampa post partita di gara 1. C'è riuscita, dovrà ancora fare quel passettino in più e cercare di mantenerlo per 40 minuti sia a livello mentale che a livello insomma di gioco proprio. Però speriamo che sia, utilizzo questo termine anche se non mi piace tanto, più pulita possibile, ma insomma ne sono quasi certo. Il primo arbitro di oggi, questa non è una curiosità, non è solo una curiosità, tra l'altro è ucraino o ucraino. Esatto. È un arbitro Esatto, come ci ricorda il buon Partner 21, dice stasera dovremmo essere tranquilli, Sì, da sì. quel lato arbitrerà il miglior arbitro di Eurolega, l'ucraino Ricic, ospitato in Italia dalla federazione. Allora, buttiamoci su questa gara 3. Vi faccio vedere una cosa carina intanto, vediamo se riesco, eccola qua. Sì, insomma, Tarceschi che si allena a Milano, sì, certo, ad Alghero, nell'impianto della pallacanestro Alghero. A Manchia, esattamente. È una cosa simpatica. Riconosciamo in rosso anche la nostra amica Martina Mannu, insomma, tra i coach della pallacanestro Alghero, insomma una cosa carina, quindi non solo i telecronisti si sono goduti oggi il sole di Alghero, ma pure i giocatori di Milano, insomma, hanno sfruttato il tempo. Claudio, torno da te perché ti abbiamo dato un compito che tu hai assolto a dovere, ovvero quello di sentire un po' le voci lì dal Palasera di Migni. Chi hai sentito? Chi hai intercettato per noi? Allora, il mismatch con Meneghin purtroppo è andato a suo favore, però l'ho messa sulla velocità. Sì, purtroppo mi ha tirato in testa, però sulla velocità ho fregato il buon Sandrino De Paul e gli ho chiesto come ha visto le prime 2 gare della serie e come vede la partita di stasera. Esperienza in Conis, direi. In questo caso andiamo a sentire quindi le parole di Sandro De Paul, opinionista della RAI, insomma, su gara 1, gara 2 e anche su gara 3, ovviamente. Sandro De Paul. De Paul, vigilia di gara 3 fra Dinamo Sassari e Olimpia Milano, situazione 2-0 per l'Olimpia. Che partita ti aspetti? Aspetto una partita da Dinamo, ovvero una partita molto entusiasmante, la Dinamo pronta subito a aggredire il match con tutti i suoi giocatori, con grande trasporto del pubblico che è sempre molto passionale, molto caldo ma corretto qui a Sassari, e quindi una partita dove cercherà di mettere sul campo tutte le sue energie per portare a casa questa gara. Sassari anche in gara 2 ha fatto una gran partita, cosa è mancato secondo te? Ma è mancato alla fine un po' forse di precisione al tiro, soprattutto un po' di consistenza difensiva nel fermare quelli che però sono dei fenomeni come il Chacho Rodriguez, come Shields, che poi sono riusciti veramente con grande voglia di segnare, a dare quel vantaggio poi a Milano. Diciamo che per la Dinamo avere 3-4 giocatori che fanno un'ottima partita non basta, bisogna che abbia tutti i giocatori che danno un valido contributo quando affronti soprattutto squadroni come Milano. Se ti chiedo un pronostico secco? È dura oggi. Diciamo che Milano avrebbe tutto per poter vincere anche questa gara, però il cuore della Dinamo è grande, quindi dico Dinamo.
Speriamo che insomma l'auspicio di Sandro De Paul sia veri, insomma, votando Dinamo Sassari. La realtà è che magari poi così resta altri 2 giorni in Sardegna, Esatto. e che in questo periodo, insomma, davvero è qualcosa di gradito per tutti, non solo per noi che ci viviamo. Nando, abbiamo sentito le parole di De Paul, sei d'accordo con la sua analisi? Se l'avessi sentita, sì, purtroppo l'audio Non l'hai sentita? è andato via, però quello che dice l'ottimo De Paul, che è una persona che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni appresso alla Dinamo, sicuramente non ha detto cose più intelligenti di quelle che qualche volta diciamo noi, ecco. Cioè, però insomma, al di là di queste parole, che purtroppo è andato via l'audio, volevo aggiungere che anche il secondo arbitro, che è un turco, anche se da anni ormai vive in Italia, Tolga Şahin, è un'altra garanzia di regolarità. Poi insomma, per chiudere il discorso sugli arbitri, non è importante il numero dei falli, secondo me, Matteo, non è che l'arbitro può fischiare anche 30 falli a Milano e 20 a Sassari, però è l'ultimo fischio, che è come l'ultima tripla, quella che decide. Quindi quei 2 fischi, quei 2 falli in attacco fischiati lì a Sassari un po' gridano vendetta, ma come diceva il nostro amico Gigi Riva, per farsi dare un rigore a Milano contro l'Inter e il Milan dovevi presentare un certificato medico. e anche nel basket succede un po' a volte la stessa cosa, e questo è un prezzo che purtroppo si paga. Al di là di tutto, per chiudere, l'unico rischio è che questa sarebbe 4 con Reggio Emilia, questa la terza con Sassari, sarebbe la 7ª partita in 15 giorni, quindi insomma può subentrare un pochino di stanchezza, questo è l'unico limite. E poi insomma il nostro ottimismo comunque può anche fare a botte con una squadra che tante volte è venuta a vincere a Sassari molto più di quanto la Dinamo abbia vinto, e ha vinto tanto a Milano. Claudio, prima di liberarti e di farti tornare all'interno del Palassera di Migni, anche se la tua abbronzatura, insomma, già ti potrebbe permettere di restare al sole per altre 3 ore, un ultimo aggiornamento dall'ambiente lì al Palassera di Migni. Continua l'afflusso incessante, vedo un esodo, ragazzi, manca la statua del santo e poi ci sono tutti. La statua del santo sarà la tua nel caso in cui porterai bene, lo sai, alla Dinamo Sassari. Tra l'altro basta che non diventi reliquia. No, reliquia no, assolutamente, ci teniamo ad averti vivo ancora a lungo, per portare bene anche ad altri, a noi stessi in primis. No, scherzi a parte, insomma, sold out alla Palassera di Migni, ed era logico aspettarselo, insomma, già file lunghissime, già dai giorni precedenti, appena sono stati emessi i biglietti. Claudio, grazie, ci rivediamo presto, speriamo già tra 2 giorni, sarebbe una bella notizia. Sicuramente leggeremo con ansia e cioè, vogliamo leggere soprattutto le tue parole, soprattutto la sala stampa. Domande, mi raccomando, punta al Poz, magari, non lo so, visto che sei veloce, insomma, magari. Ma anche lui se la cava bene, si tiene l'allenamento. Specie oggi, perché ci sono tante cose che sicuramente si potrebbero chiedere al Poz. Grazie a Claudio Inconis, buon lavoro. Grazie a voi, a dopo, buona serata, buona partita a tutti. No, Grazie Claudio. Ragazzi, chiudiamo questa diretta ricordando anche quelle che sono le altre notizie di pallacanestro che riguardano la Sardegna, che riguardano l'Italia. Insomma, di fatto lo abbiamo visto ieri. Meo Sacchetti non è più il coach della nazionale italiana di basket. Una notizia che sia da una parte, in parte era attesa, però probabilmente non era attesa cioè con queste misure, con queste tempistiche, tant'è che lo stesso Meo ieri ha detto, stiamo vedendo le sue parole, non è dipeso da me. Insomma, c'era un accordo probabilmente per lasciare la panchina della nazionale dopo gli europei, invece qualcosa si è rotto. Gianni Petrucci ieri ha anche usato delle parole insomma pesanti, secondo me, per quello che riguarda l'ex coach della Dinamo, che ha portato la Dinamo allo scudetto, quando dice serve un allenatore in grado di portare tutti i giocatori migliori
insomma sicuramente si riferisce anche alle polemiche che ci sono state in passato con Datome, Bellinelli, Hackett, insomma un po' i big della pallacanestro italiana, quelli che avevano fatto le fortune anche di squadre estere che poi sono rientrati in Italia. Però Meo Sacchetti, Nando, ha portato l'Italia alle Olimpiadi con un gruppo giovane, con un gruppo di tanti outsider, insomma ha fatto Totò alla Serbia di Teodosic in casa loro, quindi insomma Guarda, probabilmente un pizzico di riconoscenza in più, al di là del fatto che sia stato allenatore della Dinamo e che viva ad Alghero, che quindi insomma lo consideriamo oramai un cittadino sardo, però nel senso anche cercando di commentare in maniera iper super partes, direi che insomma sembra la fotocopia dell'esonero di Sassari. Sembra la fotocopia, c'è un allenatore vincente, un allenatore che non ha soltanto portato l'Italia alle Olimpiadi dove si è classificato quinto, non dimentichiamo questo particolare, ha riportato l'Italia anche ai campionati del mondo, quelli disputati in Cina, ma soprattutto Meo, con questa sua immagine da parroco di campagna e non da arcivescovo o cardinale che vive nei palazzi romani, ha fatto riamare la nazionale che negli ultimi anni con lo stesso Messina, ma anche e soprattutto con Pianigiani, era stata un po' abbandonata dalle grandi masse popolari. E Meo è stato esonerato esattamente come quando era a Sassari da Sardara. Non dimentichiamo, il rapporto era rotto da tempo, probabilmente la qualificazione alle Olimpiadi e un'ottima Olimpiadi hanno costretto Petrucci a confermarlo, esattamente come Sardar era stato costretto a confermarlo dopo la rottura che, non dimentichiamo, c'era venuta prima dei playoff vinti, come per dire abbiamo rotto, affrontiamo questi playoff e poi tanto usciamo subito e invece poi la bravura della Dinamo, la bravura di Meo ha portato la Dinamo ad arrivare fino allo scudetto e quindi era rimasto, però il rapporto era già incancrenito. Quello che sì, la mancanza di riconoscenza sicuramente, ma c'è potuto un altro fatto. Petrucci è presidente di una federazione, non di un club. Cioè Sardara poteva esonerare Sacchetti o chiunque altro tra il primo e il secondo tempo. Quello è il presidente di una federazione. Non può, però vedo che sono qui frugando sui social che ormai fanno quelli, sono gli opinion maker, a dire che c'è uno schieramento di 99% a 1 a favore di Meo, proprio perché Meo è una persona morale, però al tempo stesso anche molto, molto tosta, nel senso che Meo non è uno che si fa imporre scelte, che si fa imporre altre cose, quindi io ieri l'ho contattato, abbiamo scambiato 2 messaggi, ma non vado oltre. Giustamente, quello che è privato è giusto che resti privato. Altro tema legato a Sacchetti è che prenderà il suo posto Gianmarco Pozzecco, quindi insomma non un allenatore banale per la pallacanestro italiana e sarda nel suo piccolo. Manca ancora l'ufficialità, ricordiamolo, però insomma dovrebbe essere questione di giorni, se non di ore. Con lui si dice Matteo, no? Dovrebbe tornare anche Edoardo Casalone, suo storico vice alla Dinamo, confermato Rick Foyce, quindi un'altra parte di Sardegna che faceva già parte dello staff di Messina e anche di Sacchetti, o sbaglio? Sì. Di entrambi? Sì, di vado a memoria. Ecco, però quindi l'anno scorso durante l'attività internazionale dell'Italia Riccardo Foyce era impegnato con i Phoenix Suns perché allenava in Arizona, giusto. E quindi non si era potuto sganciare. Chiaro. Insomma, comunque, una parte di linea di continuità, diciamo così, con quello che era la linea federale, e al posto di Pozzecco nella nazionale sperimentale, sempre secondo quelle che sono poi anche le voci di colleghi della carta stampata sicuramente più informati del sottoscritto, pare che ci sia Marco Ramondino, quindi allenatore di Tortona, che ieri ha finito la sua avventura in semifinale contro la Virtus Bologna 3-0, più netto sicuramente rispetto a quello che sta raccontando la sfida tra Sassari e Milano. Matte, chiudiamo con Spissu perché insomma siamo stati facili profeti noi l'altro giorno dicendo che
ci potesse essere anche l'interesse della Virtus Bologna. Caso strano, insomma, proprio di oggi è la voce che ci sia la Virtus, le Venere, sul play di Sassari. Insomma, Sì, non aggiungo altro, perché abbiamo già detto l'altra volta sull'abbondanza dei bolognesi. Insomma, non so se vogliono venire a giocare anche il torneo delle parrocchie, non lo so, perché con tutti questi giocatori, con la fame di vincere che c'hanno a Bologna, penso si quello è metterebbero vero, pure, quello è insomma, vero, va a giocare detto anche quello. per quei tornei là. Però sì, eravamo stati facili profeti. Oggi i colleghi, si può dire così, di Sportando hanno riportato insomma questa voce sulla Virtus Bologna, e come avevamo detto anche noi c'è la questione un po' legata al futuro di Nico Maignan, i tanti esterni presenti nel parco piccoli di Bologna, però insomma Bologna appunto è una di quelle squadre insieme a Milano che in Italia potrebbero offrire quello che sembra essere il primo obiettivo appunto di Marco Spisso, ovvero l'Eurolega. Però insomma è presto, è normale che le voci vengano fuori, perché si tratta comunque di un profilo che nella prima stagione in Eurolega ha dimostrato di poterci stare e che fa gola in Italia per via del fatto che comunque sia conosce bene il campionato, conosce bene quello che può dare anche a determinate piazze, ed è per questo che Spisso sostanzialmente, se dovesse essere confermata appunto l'esclusione delle squadre russe, diventerebbe ancora più uno degli uomini più al centro del mercato cestistico, non solo italiano, mi sento di dire. Sì, va detto che insomma il povero Marco è stato anche un po' sfigato, passatemi il termine poco giornalistico, però dà bene l'idea insomma del momento vissuto, insomma, forse l'anno peggiore per poter provare la via dell'estero, e soprattutto nella Lega russa, perché insomma se fino a qualche mese fa chiaramente il campionato russo e le squadre russe erano tra le migliori, se non le migliori in Europa, poi dopo tutto quello che ben sappiamo, chiaramente tutto questo è cambiato. Allora signori, chiudiamo ricordando che quindi 20:45, palla 2 di gara 3 tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Armani Exchange Milano al Pala Serra di Migni. Sassari che gioca per allungare la serie almeno fino a gara 4 e quindi giocare 2 partite davanti al proprio pubblico, è quello che chiaramente tutti noi ci auguriamo, anche per poter continuare anche noi a allungare questa serie di speciale trick and roll legata ai playoff. Per cui Matteo, ricordiamo, cronaca, pagelle, sala stampa, video, gallery, dai e vai di Nando Mura, MVP di Angelo Bianchi, immobiliare come altra chicca, diciamo così, di questa serie playoff. Grande ex cestista Angelo Bianchi. Esatto, va ricordato sempre. Va ricordato sempre questo fatto. Per cui insomma, Matte, abbiamo detto tutto. Mi sono dimenticato qualcosa? Abbiamo detto tutto, trovate sempre tutto nel nostro sito, quindi 131.com, troverete tutto insomma a fine partita. A fine partita. Grazie a Matteo Cardia e buon lavoro anche a te. Grazie mille a voi. Grazie Nando Mura, buona partita. Grazie a voi dell'ospitalità, grazie. Ci vediamo presto, buona partita, sigla.